Ascotrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Sei sordo? No, comandi. Vieni qua. Sì. Oh, dimmi un po', le bistecche dove stanno? Qua sotto. Riportalo dal macellaio e fatti ridare i soldi che gli ho dato. Hai capito? Digli le bistecche non mi servono più. Va bene. Chiaro? Sì. Andiamo. E oggi che mangiamo? Come oggi che mangiamo? Ma scusami, il cavallo è morto. Sì. E allora? Bistecche di cavallo. Carne sana, rossa e nutriente. Vai! Vai! Posso la roba? Senti un po'. Comandi. Il cavallo è morto? Sì. Tu come cocchiere sei licenziato. Ergo, a partire da oggi, 3 lire di meno sul salario. È chiaro? Vai! Sì. Vai! E io pago! E io pago! Allora, io pago, diceva in questa celebre scena Totò, e io pago, lo dicono spesso tanti capifamiglia, soprattutto in riferimento non solo alle tasse ma alle bollette, le bollette che arrivano e che vanno ovviamente pagate. Siamo in tempo di crisi, noi spesso ospitiamo persone, famiglie che hanno proprio difficoltà a pagare le bollette, cerchiamo di dar loro una mano con il banco alimentare, ma di alimentare e con il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi, ma di costi, di tasche dei cittadini parliamo stasera proprio in riferimento alle forniture di luce, di gas, insomma alle bollette che pesano sul bilancio delle famiglie, e quindi vogliamo sentirvi. Abbiamo in studio degli esperti, abbiamo la possibilità di darvi delle risposte, chiarimenti proprio sul caro bollette, ma anche sui gestori, su che cosa bisogna fare per evitare di restare imbrigliati in pasticci burocratici, di trovarsi un fornitore piuttosto che un altro, insomma di risparmiare. Cerchiamo di dare qualche istruzione per l'uso e di parlare anche di ambiente, di territorio, di energia, di fonti rinnovabili, anche perché sono temi davvero al centro dell'attenzione, come per esempio le forniture di gas. Uno dei nostri principali fornitori è la Russia, insieme all'Algeria, e Putin, come sapete, lo zar russo, minaccia di chiudere i rubinetti per la questione dell'Ucraina. Insomma, parleremo anche di questo, aspettiamo soprattutto i vostri sms, le vostre opinioni. Intanto vi presento gli ospiti che abbiamo in studio questa sera. Andrea Mosca Toba della CISL di Padova, buonasera. Buonasera. Gianni Vido, direttore commerciale di Est Energy, buonasera. Buonasera. Il presidente di Ascotrade Stefano Busolini, buonasera direttore. Presidente. Buonasera all'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte, buonasera assessore, ben arrivati a tutti ovviamente. Buonasera ad Arturo Lorenzoni che insegna economia dell'energia all'Università di Padova, buonasera professore. E buonasera anche al professor Francesco Gostoli, architetto, perché parleremo anche di energia legata appunto alle abitazioni, a cosa si può fare per risparmiare. Allora, prima di partire col dibattito, con le vostre domande, le vostre opinioni, vediamo un Vox, la solita Vox Populi, i cittadini cosa dicono delle bollette in generale a Treviso. Vediamo il servizio. L'autunno, l'inverno la preoccupano sul fronte delle bollette. E ciò caspita, per forza cara, perché con tutte quelle che arriva da pagare, guarda che non è mai finita, sai. Aumenti tutto, non si può più andare avanti, vero? Massacrare perché chi che tira 600 euro al mese o 5,80? Ormai siamo abituati anche, no, ad avere dei rincari invernali. Quindi. Ci sono preoccupazioni per l'aumento delle bollette, visto l'arrivare dell'inverno. Speriamo però che non sia un inverno tanto freddo. Su cosa ha notato lei maggiori rincari in questi anni?
Beh, sicuramente sulle utenze domestiche, sui carburanti, devo dire poi in generale distribuito un po' su tutto, quindi la vita quotidiana è diventata molto complicata. Sì, altro che rincari, e siamo qua, specialmente il sottoscritto, in situazione pietosa e comatosa. Non si riesce più ad arrivare a fine mese perché con questi aumenti ormai i soldi sono quelli che sono. Si fanno sempre i conti giorno per giorno per provare di restringere finché si può. Io non ce la faccio più assolutamente e probabilmente si chiude, si va all'estero, si va via. Anche a causa delle spese energetiche? Ma tutto un assieme, non ce la facciamo più, il mercato è fermo completamente. E di chi è la colpa secondo lei? Di me che pago, che non dovrei non pagare più. Secondo lei c'è modo di risparmiare? Brava, bella domanda questa, c'è modo di risparmiare, è che ormai siamo abituati talmente a avere tutte le comodità di questo mondo che è dura risparmiare, cioè ci si deve adattare, questo è il fatto, siamo un po' sotto questa incudine di chi ci fornisce questi servizi. Il governo italiano non aiuta assolutamente a incentivare le utenze con come si chiamano, le agevolazioni per le rinnovabili e tutte queste cose qua. Mi non mi preoccupo niente perché se non sono buona a pagarla, cerco sempre di pagare e dopo mangio. Allora, queste erano voci dei cittadini di Treviso raccolte da Lina Paronetto. Assessore, allora tanti spunti anche proprio da questa carrellata di dichiarazioni, le imprese che se ne vanno perché i costi energetici sono davvero molto forti, ma le famiglie che sono in difficoltà, il ruolo della Regione su questo versante. C'è una differenza tra quelli che sono appunto servizi di un certo tipo rispetto a costi legati ad esempio all'energia. Si vede che effettivamente nell'ambito della gestione familiare purtroppo le componenti di tassazione da una parte e dall'altra di costo dei servizi stanno appesantendo veramente quello che è la capacità da parte delle famiglie, soprattutto in questo momento di crisi dove purtroppo molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni di perdita del lavoro, di situazioni che pesano perché magari qualcuno ha il mutuo della casa e quindi costi che effettivamente poi incidono in maniera notevole sulla gestione familiare. Delle risorse di una famiglia. C'è una differenza però tra quello che abbiamo visto come servizi legati al territorio e quindi io vedo quella che è ad esempio la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato, che dobbiamo ricordare sono servizi legati ancora al pubblico perché sono legati a quelle che sono società qui da noi in Veneto per il 90% tutte pubbliche, legate quindi a quelle che sono scelte che dagli amministratori locali a poi i vari livelli istituzionali incidono sulla qualità del servizio e quindi di conseguenza anche sulle tariffe. E quindi io vedo ad esempio che il costo dell'acqua, se lo vediamo a metro cubo rispetto magari a tanti altri paesi europei, qui in Veneto ancora è un costo che possiamo dire è equilibrato rispetto alla qualità del servizio che si sta dando rispetto a quelli che sono poi gli effettivi ricadute. Diverso invece è l'aspetto energetico, perché il costo dell'energia come pesa per le imprese rispetto alle famiglie, lo sappiamo, è un 30% in più rispetto al costo che pagano negli altri paesi europei e questo incide poi in maniera notevole sui costi di una famiglia, senza contare tutte le tasse che abbiamo sopra il costo effettivo dell'energia. Lo vediamo purtroppo che ci mettono l'IVA sulla tassazione, ad esempio purtroppo del gas o di altri costi energetici. E quindi è su questo che molto spesso ci troviamo di fronte a una impossibilità purtroppo di certi anziani addirittura di riscaldarsi. Stiamo arrivando a questo, la signora ultima ha detto prima penso a pagare e poi a mangiare. L'altro aspetto è che purtroppo molto spesso chi è arrivato qua negli ultimi tempi e si trova in difficoltà perché come sono in crisi appunto i lavoratori
veneti italiani e anche quelli extracomunitari che sono arrivati purtroppo si trovano in ancora maggiore difficoltà, però sono i primi che non pagano le bollette e poi lo vediamo quando vanno dai nostri amministratori locali a chiedere contributi. Allora c'è una mentalità diversa, chi arriva qua pensa che appunto un certo livello sociale di appunto servizi sia dovuto rispetto invece magari a quell'anziano che sa quali sacrifici ha fatto e cosa ha dovuto appunto faticare per ottenere un risultato complessivo di un certo tipo e quindi è il primo che si rende conto. Poi abbiamo i giovani e questo è sicuramente un aspetto che incide in maniera notevole. Purtroppo noi arriviamo da anni di un certo tipo di un sistema che ha visto nel consumismo e nel certo tipo anche di servizi richiesti che incidono poi sul costo complessivo di una famiglia e purtroppo dobbiamo renderci conto che forse certi livelli di consumi, di costi legati all'auto, legati al telefonino, alla fine se fai le somme a fine mese vedi che questi incidono notevolmente. Purtroppo il sistema anche di vita e i giovani forse fanno fatica a rendersi conto di questo e dobbiamo iniziare veramente a riordinare la nostra società dando appunto degli obiettivi principali, cercando appunto come istituzioni prima di tutto di garantire servizi a dei costi adeguati, perché anche nel nuovo piano che stiamo predisponendo dei rifiuti, in piano regionale si sta guardando a quello che è un sistema ad esempio di impianti che fanno fatica a essere gestiti perché c'è una riduzione dell'apporto di rifiuti, questo dovuto alla raccolta differenziata da una parte, alla crisi dall'altra, però abbiamo fatto degli investimenti che non riescono più a garantire il rientro dell'investimento tramite la gestione. È proprio su questo che le istituzioni, la Regione in primis, poi insieme agli altri enti locali, deve dare appunto indirizzi chiari su quella che è un'efficienza del sistema e anche appunto un controllo della tariffa. Allora, tanti sms anche stasera, mandateci ovviamente sugli argomenti che volete toccare, ma insomma è una puntata che riguarda le fonti energetiche, le bollette, la luce, l'acqua, il gas, quindi vogliamo sentirvi soprattutto su questo se lo vorrete. Intanto oggi Matteo Renzi era negli Stati Uniti e ha partecipato a una grande conferenza sul cambiamento climatico e ha detto che potrebbero arrivare tra l'altro molti posti di lavoro dalla cosiddetta green economy. Senta Presidente, ecco, dal suo osservatorio, intanto ricordiamo per chi non sa cosa sia la Scottrade, di cosa si tratta, di cosa si occupa, quali sono le funzioni e gli obiettivi. La Scottrade è una società di vendita del gruppo Scopiave, ci occupiamo esattamente di vendita di gas e di energia elettrica, quindi operiamo in un mercato libero, siamo dei venditori, viviamo di quello che guadagniamo quotidianamente nella vendita, operiamo nel Veneto, una porzione della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia. 350.000 sono i nostri clienti complessivamente tra gas ed energia elettrica. Senta, che riscontri rispetto appunto all'erogazione di questi servizi a voi cosa risulta? Cioè difficoltà poi nel poter saldare Ma guardi, direttore, grazie a Dio viviamo in una zona dove la gente con fatica, ma rispetto ai nostri competitor che lavorano in altre zone, riusciamo ancora ad avere i pagamenti con buone performance. Direi questo, chi si lamentava prima ha ragione. Se noi prendiamo una bolletta, tutti noi ci arriva la bolletta ogni 2 mesi e se la guardiamo sul secondo foglio e andiamo a vedere la composizione della bolletta stessa, vediamo che c'è una parte che riguarda la materia prima, una parte che riguarda la tassazione e un'altra parte che riguarda voci accessorie della bolletta, che sono costi che ricadono sulle nostre famiglie. Bene, sulla bolletta del gas il 32% è il peso della materia prima, il resto sono accise, tasse, IVA e voci accessorie che sono
complessivamente passanti per le società di vendita. Ciò significa che noi facciamo addirittura i notai, incassiamo e giriamo poi al destinatario. Sulla bolletta dell'energia elettrica arriviamo addirittura al 49% del costo della materia prima e il resto se ne va con i titoli di prima per quanto riguarda le tasse, le accise, l'IVA e costi accessori. Quindi possiamo dire che se abbassassimo queste voci la bolletta costerebbe meno a tutti. Va poi detto un'altra cosa, da 1 anno e mezzo il prezzo del gas sta scendendo, rispetto a 1 anno e mezzo fa oggi lo paghiamo il 16% in meno, 77 centesimi al metro cubo, quindi su un consumo annuo di 1400 metri cubi standard. Cito dati dell'autorità ai quali noi facciamo riferimento e sono quelli di una famiglia media di 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri quadri. Siamo scesi da 1.200 euro costo anno per quanto riguarda il gas a 1.088 euro. Ovviamente chi vive in un monolocale risparmia di più, chi vive in una casa grande spende di più. Però grosso modo questi sono i costi che noi abbiamo. Per quanto riguarda l'energia elettrica siamo oggi a prezzo invariato dallo scorso trimestre, quindi 18 centesimi al kilowattora con un costo di 510-512 su 2700 kilowattora annui, anche qui su dati standard dell'autorità. Ciò significa che potremmo risparmiare il 50% sulla bolletta dell'energia elettrica e abbondantemente ancora anche sull'energia della bolletta del gas. Bisogna che intervenga un'autorità superiore e che vada ad abbattere i costi che ricadono sulle famiglie. Cioè, comunque consumo, servizi e tasse, insomma queste sono le 3 voci. C'è la parte Perché commerciale che ha un costo, c'è la rete che deve essere remunerata, c'è il sistema monopolista, quindi per quanto riguarda l'energia elettrica l'Enel, per quanto riguarda la rete del gas facciamo riferimento a SDAM sulla rete nazionale e dunque queste sono voci che ricadono alla fine sulla bolletta ma che per noi, ripeto, sono passanti e vengono appunto poi alla fine, entrano nelle casse di questi soggetti. Allora l'acqua nel Bellunese costa carissima, ente gestore ha sperperato un sacco di quattrini, adesso a noi cittadini ci tocca pagare i loro debiti, non è giusto. Grazie. Tante testimonianze, fateci avere appunto molti dettagli, insomma diteci come la pensate, come ritenete che appunto quali secondo voi sono i costi giusti per le bollette, perché le biomasse non vengono costruite vicino alle case dato che possono fornire acqua calda perché poi gratis. Assessore. No, perché poi nascono i comitati che non vogliono certi tipi di impianto vicino alle abitazioni e forse questa è un po' la contraddizione che abbiamo nel nostro territorio, dove c'è l'incentivazione appunto di certi impianti di appunto energie rinnovabili e molto spesso poi nascono purtroppo in un territorio che dobbiamo ricordare fortemente urbanizzato, sicuramente un impatto che vede certo tipo di contrarietà, quindi purtroppo siamo in un territorio che è difficile appunto gestire soprattutto a livello appunto di nuovi impianti. Allora, stamattina vedevo un telegiornale nazionale, l'annunciatrice con un sorriso, ampio sorriso, ha detto una forte crescita, e ho detto guarda, finalmente c'è una crescita, dice dei fallimenti aziendali, 4.000 imprese hanno chiuso nel secondo trimestre, questa è un'altra prova della violenza di questa crisi che non accenna a diminuire. Ogni tanto qualcuno vede, continuano a vedere le luci in fondo al tunnel, ma poi devono mettersi un paio d'occhiali perché non ce ne sono purtroppo, stando ai dati poi ufficiali. Adesso chi è stato? Padoan ha detto che ci sarà la ripresa nel 2015, Draghi aveva detto che ci sarebbe stata nel 2014, Monti aveva detto che ci sarebbe stata nel 2013 e andiamo avanti così. Allora, Gianni Vido, direttore commerciale Est Energy, ecco anche a lei chiedo, intanto Est Energy di cosa si tratta e dal suo osservatorio come vede questa situazione? È un'azienda simile ad Ascotrade, si occupa di vendita di energia, però è collocata in un territorio cittadino, Padova e Trieste, quindi vive una realtà un po' diversa da quella di provincia. Ed è una società del gruppo Acegas APS, ora AMGA, anche perché
fa parte ormai del gruppo ERA, il gruppo Acegas APS, e noi siamo una società che dipendiamo per una parte dal gruppo ERA e per una parte anche dal gruppo Ascopiave. Diciamo che l'osservatorio è privilegiato perché rispetto a un territorio di provincia in città certi fenomeni sono più acuiti, si manifestano in maniera più accesa, diciamo, e parlo di fenomeni soprattutto relativi alla difficoltà dei pagamenti e eventualmente anche alla reclamosità. Cosa abbiamo fatto sul fronte dei pagamenti? Beh, intanto a guardare i dati ci si rende conto che c'è un trend che perdura ormai da anni e noi lo misuriamo guardando, diciamo, quello che la bolletta non pagata dopo 24 mesi sta di mese in mese crescendo. Se in passato eravamo a qualche punto percentuale, adesso sono quasi raddoppiati questi indici e ci siamo mossi da tempo, già da un paio d'anni, queste due città con gli enti, con il comune e la municipalità, che è sicuramente sufficientemente strutturata, parlo dei servizi sociali del comune, ad affrontare le situazioni di disagio, e con questo sia con il comune di Trieste che con il comune di Padova abbiamo in essere un accordo per la tutela dei disagiati. Che cosa vuol dire? Vuol dire evitare di andare a chiudere quando c'è il servizio sociale di mezzo, vuol dire offrire una rateizzazione ad hoc quando il servizio sociale ti indica quel caso, vuol dire andare incontro e trovare sempre un punto di risoluzione senza arrivare alla situazione drastica che provoca naturalmente disagio. Quindi diciamo osservatorio privilegiato che mostra però con maggiore evidenza le criticità. Quali sono le difficoltà? Ecco, a proposito, buonasera, è vergognoso perché paghiamo tutti questi soldi di bollette, noi siamo in 5 famiglie, ma capisco perché i giovani non si sposano più, ogni mese bisogna pagare, basta. Siamo stanchi. Poi ce n'era un altro, avete visto, Presidente, che diceva ma per leggere le bollette del luce e del gas ci vorrebbe un ragioniere. Sì, no, ci vuole una laurea, forse l'ingegnere ci può aiutare a leggerle. È un tema all'attenzione dell'autorità, ci sta lavorando per semplificare questa bolletta che oggi è composta da almeno 3-4 facciate, 4 fogli, ci stanno lavorando di concerto con le società di vendita per ridurla al massimo a 2 fogli e soprattutto per eliminare tutte quelle voci che troviamo sui consumi nella parte, diciamo, della seconda facciata che fanno riferimento ai nostri consumi, e quindi lì diventa veramente estremamente complicato capire perché paghiamo tutti questi soldi. Allora, ancora tanti messaggi sulla politica. Renzi non ha ancora capito che anche lui ha fallito, si ostina a dire che non molla, ma si riferiva ai soldi dei cittadini, mica alla poltrona. Comunque è davvero uno scontro anche violento all'interno del Partito Democratico, perché Renzi ha attaccato il sindacato, la minoranza del PD, ha detto per cambiare l'Italia ci vogliono dei cambiamenti violenti. Figuratevi in Italia con tutte le corporazioni, le lobbies e le caste che ci sono, se non lo fanno allo spiedo entro 20 giorni ci sarebbe da chiedersi come mai, cosa è successo. Veneti, lo sapevate che sulle bollette luce e gas paghiamo l'IVA sulle addizionali statali, regionali e tasse aggiuntive, credono di prenderci in giro, non so se l'assessore vuole... Beh, come Regione noi non abbiamo mai applicato accise nell'ambito appunto dei servizi e quindi già questo penso che sia un risultato che in un momento di difficoltà anche di bilancio ha dato un segnale chiaro. Il Veneto non ha applicato nessuna addizionale IRPEF o di altro genere, quelle che hanno applicato vanno tutte a Roma, quindi è su questo che noi dobbiamo tenere, tenere come obiettivo quello di garantire servizi guardando alla riduzione della spesa, guardando al miglioramento delle prestazioni, quindi anche il risparmio nella gestione che diventa fondamentale. Purtroppo questo lo facciamo in Veneto e molto spesso però non lo vediamo fare in altre regioni dove i costi poi ricadono sullo Stato e quindi li paghiamo ancora noi. Allora, oltre alle varie tasse sulle bollette dobbiamo pagare pure l'IVA, la tassa sulle tasse. Prima di andare dal professor Lorenzoni vediamo un altro Vox, questo lo abbiamo raccolto a Venezia o a Mestre, insomma, giù nel veneziano. Scusi signora, posso chiederle come trova le bollette?
Molto care? Sì, sono decisamente aumentate. No, anzi mi pare che sono un po' ribassate. Come trovo le bollette? Tanto care. Tanto care. Tanto care, tante tasse, sono più le tasse che paghiamo che... Sulle bollette notiamo che su certe bollette indicano il giorno per dare l'autolettura, il periodo per dare l'autolettura. Sull'ultima fattura che ci è arrivata non c'è scritto niente, non è indicato nulla e non si sa. Come trova le bollette? Sulla cassetta della posta. Sono vergognose, non ci sono dilazioni, non tengono conto della problematica del pagamento, se ce l'hanno, se non ce l'hanno, pensionati, non pensionati, esodati e via dicendo. È una grossa vergogna. Un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Care? Sono aumentate? Abbastanza. Loro non guardano quanto consumi, guardano solo quanti sono quadri e mettono quello che vogliono. Vabbè, d'altronde è un servizio, bisogna pagarlo. Non si lamenta dei costi? No, devo dire di no. Le bollette sono abbastanza care, inoltre si paga già l'IVA sopra e per cui ci sono delle sopratasse già su una fattura cara, diciamo in sé. Sempre molto care. Io per esempio ho un ufficio di 60 metri quadrati solo di Vesta e che spazzature faccio? Un po' di carta praticamente. Infatti volevo anche parlare con il comune perché dico aiutiamo le imprese, ma aiutiamo le imprese anche su queste cose, per esempio, perché io devo pagare tasse di immondizie quando ho sì e no un po' di cataloghi, per cui io credo che sarebbe un po' tutto da rivedere. Nell'ultimo anno ho visto un aumento. Tutte in generale, luce, gas, immondizie? Enel, immondizie, sì, anche perché ci sono delle tasse in più, delle imposte in più da pagare, quindi sono anche quelle penso che influiscono. Le troverei abbastanza pesanti, 150-160 euro a bimestre penso che siano eccessive, soprattutto per gente, in questo caso come me, che sono a casa a poco tempo e mi trovo ad arrivare bollette bimestrali di 150-160 euro sia tra acqua, luce e gas. Servizio di Antonella Gasparini. Oggi a Nuoro in Sardegna una rivolta dei cittadini e degli utenti hanno scaricato davanti al comune migliaia di bollette della Tasi e della Tari dicendo che devono rifare tutti i conti perché pare che abbiano sbagliato i calcoli. Lo troverete domani sui giornali nazionali. Il professor Arturo Lorenzoni insegna economia dell'energia all'Università di Padova ed è anche specializzato sul nucleare, di cui parleremo ovviamente stasera. Professore, intanto economia dell'energia, ecco, di cosa si tratta? Spieghiamo ai nostri telespettatori che cosa insegna un docente. L'idea è quella di trasferire delle conoscenze legate alla gestione del settore dell'energia. Il settore dell'energia, si è compreso già anche stasera, è abbastanza complicato, è molto lunga la filiera dalle fonti energetiche fino all'utilizzatore finale e il mercato da solo non riesce ad allocare bene le risorse per gestire queste fonti. Ecco la necessità di un intervento di regolamentazione, ecco la necessità di indirizzare il mercato per cercare di andare verso l'interesse dei consumatori. Che questo accada o non accada è un altro discorso, però ecco, la disciplina studia la regolamentazione, l'organizzazione del mercato e anche l'innovazione tecnologica legata appunto all'evoluzione. Sono tutti aspetti legati tra loro che però danno una dinamica nel tempo che è l'aspetto interessante di questa disciplina, cosa per cui io mi diverto a fare questo mestiere, insomma. Senta professore, siccome si parla tanto di Putin, ne parleremo anche più tardi, ma è reale il rischio che Putin possa chiudere i rubinetti e quindi farci passare un inverno gelato, oppure sono così paure incontrollabili? Secondo me è giocata molto sul livello politico questa questione. Dipende molto più la Russia dai nostri pagamenti di quanto dipendiamo noi dal loro gas. Questo è un elemento importantissimo. Io quindi credo che non convenga assolutamente alla Russia, ma come agli altri nostri fornitori, l'Algeria, la Libia, interrompere le forniture. Sarebbe gravissimo per loro e avrebbe delle ricadute sulla loro economia drammatiche. Quindi io da questo punto di vista sono ottimista. Teniamo conto che la domanda di gas, ma qui i rappresentanti delle imprese hanno dati
più aggiornati dei miei, è bassissima. L'anno scorso abbiamo consumato 69 miliardi di metri cubi quando ne avevamo consumati 86 nel 2006 e si diceva impossibile restare sotto i 100 miliardi di metri cubi. Quest'anno, da una stima che faccio io, se arriviamo a 64 miliardi di metri cubi festeggiano nelle aziende, è verosimile che rimaniamo sotto. Questo è legato a molti fattori, però in questo momento c'è tantissimo gas in Europa e quindi la possibilità di differenziare le fonti di provenienza. Il rigassificatore di Rovigo lavora al 64%, è stato disegnato per lavorare molto di più. Il rigassificatore di Livorno, appena collaudato, è fermo, ha fatto 2 carichi giusto per collaudarlo, in questo momento non c'è gas che transita. Ecco. Sappiamo per esempio c'è una lunga storia che si è chiusa poi con un veto del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sul rigassificatore di Trieste, no? Doveva sorgere grandi polemiche con gli ambientalisti, insomma alla fine si è deciso di non procedere. No? Ma sono grandi investimenti che, diciamo così, pesano sulle bollette, perché teniamo conto che questi tipi di investimenti non sono fatti a rischio di mercato, sono fatti con una garanzia sui flussi di cassa che prescinde dai volumi di transito del gas. Nelle voci della bolletta, voglio dire, leggendo un po' gli SMS, ci sono tante persone arrabbiate, io sono sorpreso che ci sia un'arrabbiatura così forte, ma ci sono tanti luoghi comuni e nessuno che va a guardare le ragioni per cui i costi medi dell'energia in Italia sono più alti. Ci sono delle rendite di posizione che sono colossali e che sono l'oggetto, diciamo così, no, di chi studia questo settore. Sono veramente tanti, pensate solo appunto ai rigassificatori. Sono opere che vengono fatte a prescindere dalla loro utilità. Pensate al Galsi, il gasdotto Algeria-Sardegna-Italia, che per fortuna adesso è in stand-by. Sì, è il nuovo gasdotto, no? Dovrebbe arrivare in Sardegna. C'è il progetto, adesso è rimasto un po' in naftalina. Sì. Però ecco, erano opere che già prima di essere pensate avevano una debolezza in termini di redditività dell'investimento. Quindi il settore dell'energia ha queste complessità gestionali che possono portare a dei costi elevati per i consumatori. Senta, ma è vero che abbiamo i piedi su giacimenti di gas e di petrolio anche in Italia e che per questioni burocratiche non si procede, non si trivella? Indubbiamente le nuove tecniche di estrazione consentono di estrarre anche in Italia sia petrolio sia gas in quantità, diciamo così, interessanti dal punto di vista economico. Parliamo sempre di qualche punto percentuale o al limite decina di punti percentuali del nostro fabbisogno per alcuni anni. Dal mio punto di vista è una prospettiva di breve periodo quella di mettere in esercizio questo tipo di risorse. Può essere interessante dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista della bilancia dei pagamenti per qualche anno, ma se guardiamo a lungo termine, e ragionare oggi del settore dell'energia vuol dire guardare a lungo termine. Cioè, in Europa si sta ragionando al 2050, si stanno facendo programmi dell'ordine dei 100 anni. In questo orizzonte temporale non spostiamo gli equilibri, mentre oggi l'innovazione e la ricerca ci danno un sacco di soluzioni che possono essere realmente sostenibili nel lungo periodo. Altra domanda interessante, vedremo poi di darvi una risposta. Vorrei sapere quanto incide la spesa per i CDA, cioè i consigli di amministrazione delle aziende fornitrici, sulle bollette. Però intanto volevo andare da Andrea Moscatoba della CISL di Padova. Ricordo tra l'altro che oggi sono state annunciate le dimissioni anticipate del segretario della CISL Bonanni, un po' di mistero su queste dimissioni, non so se ha 65 anni, credo che si dovesse dimettere fra 6 mesi, anticipato. Insomma, era sicuramente un percorso che ormai era sulla fase di definizione, per cui sicuramente le scelte che hanno anche indotto il segretario a fare questo tipo di accelerazione oppure questo tipo di scelta immediata rientrano in un percorso comunque già stabilito, già costruito, certo, per cui questo elemento qua non è sicuramente l'elemento che... che in pole position certo. Pare ci sia potrebbe esserci una segretaria come sicuramente due donne come accade spesso, no? Al di là dopo non per
per scaramanzia o per ragionare sulle fumate bianche e sulle fumate nere, che spesso chi entra come si dice, Papa, non è neanche cardinale, alle volte. È chiaro che un'organizzazione che si vuole dare comunque un suo percorso e anche una sua struttura, determinate scelte le metabolizza al suo interno. Noi abbiamo avuto degli importanti, come si dice, degli importanti anche riorganizzazioni, soprattutto su tutta la gestione della Confederazione, e anche l'inserimento di una segretaria potrebbe essere una cosa sicuramente anche di novità. Certamente, tra l'altro fumate nere, fumate bianche, fumata bianca mi pare sia al CSM, Pier Antonio Zanettin tra l'altro questa è una bella notizia. È uno dei giudici, lì c'è stata la fumata bianca, è agghiacciante la questione della consulta, non so, 14 fumate nere, insomma, cioè ci siamo lì che tutti che seguono o diciamo i tecnici seguono, i giornali seguono questa vicenda, qui i cittadini sono del tutto estranei o comunque non si interessano certo a quello. A Verona stiamo indagando su impianti non utilizzati, a Padova lo stesso, con la tecnologia che si modifica vale la pena di indebitare i cittadini. Però tornando sempre a Moscatoba, qualcuno si chiederà, ma il sindacato con l'energia che ruolo ha? In questo caso? Per il sindacato l'energia è strategica, nel senso che ovviamente noi utilizziamo l'energia come la utilizza qualsiasi altro cittadino, ma abbiamo anche la consapevolezza che molti dei ragionamenti che venivano fatti prima, nel senso che io la bolletta come faccio a pagarla? Se tu avessi un posto di lavoro riusciresti a pagarla? Questo è un po' il problema, perché il problema del caro bollette incide sicuramente sui cittadini, ma sui cittadini incide due volte, perché molte delle difficoltà che vengono adesso enunciate nel riuscire a pagare le bollette sono anche come si dice, la conseguenza di un'impossibilità di mantenere determinate retribuzioni nel tempo, e sono anche la conseguenza all'interno di una famiglia di non avere più le persone che lavoravano con la stessa frequenza che lavoravano prima. Questa è una realtà sicuramente che aveva la piena occupazione nei periodi fino a poco tempo fa, adesso che non si sapeva quasi neppure che cosa fosse la disoccupazione, ma il Veneto nel suo insieme. È chiaro che parlare di bolletta allora vuol dire da un lato affrontare il problema dell'impatto sui cittadini e da quell'altro anche comprendere qual è il problema dell'impatto sulle imprese, perché quando qualcuno mi viene a dire che la Germania riesce ad avere un costo dell'energia elettrica del 30% inferiore all'Italia o del 20%, comunque una percentuale sicuramente inferiore in termini di costo, questo è di per sé un aumento competitivo. Quando sui giornali scrivono che in America il gas costa la metà di quello che viene a un certo punto fatto pagare in Italia, al di là dopo anche di altre dinamiche, vuol dire che in un'economia sempre più internazionalizzata il riuscire a essere competitivi, come si dice, governando tutti gli elementi della filiera che mi porta a gestire il lavoro è importantissimo. Prima il professore diceva che il problema nel costruire un programma energetico è capire un attimo a un certo punto l'oggi, il domani e la prospettiva. La domanda che io faccio è: ma in Italia esiste un piano energetico nazionale? Oppure il piano energetico nazionale è una conseguenza delle impellenze, delle momentanee difficoltà, delle direttive che devo recepire, dove comunque gli faccio fronte facendo delle scelte che però non le metto mai in sinergia e mai in regia tra di loro? Il problema grosso è questo, quindi vuol dire che in tanti anni il piano energetico nazionale non c'è. Oggi noi comunque utilizziamo quello che ci è stato dato anche in maniera abbastanza fortuita e non governato, e ne paghiamo le conseguenze, diversamente da quello che è stato fatto in altri paesi europei. La Germania oggi, qualcuno dice la Germania ha abbandonato il carbone, la Germania ha abbandonato il nucleare, ha abbandonato, però sta già cominciando a pensare che cosa fare dal 2030 in poi la Germania, cosa che l'Italia oggi purtroppo non sa ancora cosa deve fare dopodomani. Ergo succede che le aziende, nel momento in cui è tanto aperta la discussione sulla capacità per le aziende italiane di essere competitive, l'elemento energia diventa e resta un elemento nevralgico da risolvere. Allora, prima di andare dal professor Francesco
Gostoli, torniamo a quello che è accaduto purtroppo ad Adria, una strage di lavoratori e siamo nel campo così dei servizi. Qui purtroppo c'è stata una nube tossica. Vediamo il servizio dalla nostra redazione. 24 ore dopo la tragedia di Adria, l'incidente sul lavoro costato la vita ai 4 operai uccisi da una nube tossica di ammoniaca all'interno della ditta di smaltimento rifiuti Coimpo, il pubblico ministero ha iscritto nel registro degli indagati proprio lui, Rossano Stocco, il dipendente eroe che ieri non ha esitato ad uscire dall'ufficio, calzare una maschera e salvare l'unico collega superstite dell'incidente. L'indagine contro di lui sarebbe legata al fatto che Stocco, in quanto braccio destro dei 2 titolari, risulterebbe proprietario della vasca di liquame dove gli operai stavano versando l'acido che ha provocato la potente reazione chimica. La procura di Rovigo inoltre ha iscritto nel registro degli indagati anche i legali rappresentanti della ditta Coimpo. L'ipotesi di reato, come preannunciato fin dai primi istanti dopo la tragedia, è quella di omicidio plurimo colposo. Oggi intanto dovrebbe essere rientrato dalla Romania, dove si trovava per lavoro uno dei titolari, Luise, mentre ancora ricoverato a Verona l'altro titolare, il padovano Gianni Pagnin. Intanto i campionamenti effettuati ieri dai tecnici dell'ARPAV di Rovigo nell'area di Caemo per verificare la presenza di sostanze acide e ammoniaca hanno dato esito negativo. Su richiesta della procura l'ARPAV oggi ha effettuato altri campionamenti anche dell'acido solforico scaricato nella vasca da Marco Berti e Paolo Valesella, i 2 operai morti insieme all'autotrasportatore Giuseppe Baldana e al ragioniere Nicolò Bellato, che era accorso per aiutarli. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sui loro corpi e poi si potrà stabilire la data dei funerali. Dimesso invece il vigile del fuoco, rimasto leggermente intossicato. Stabili le condizioni dell'operaio ferito. Il governatore del Veneto ha chiesto il lutto nazionale per le 4 vittime, siano accertate le responsabilità, è immorale che si muoia sul luogo del lavoro, ha detto Zaia. Servizio di Valentina Visentin. Allora, professor Gostoli, dopo questo giro di interventi, lei che opinione si è fatto? Cioè sul caro bollette, sull'energia, diciamo le fonti rinnovabili? Ma secondo me la questione energetica è un tema potente di questa crisi. Attenzione, questa crisi che non è una crisi economica, ma è una crisi di un modello di sviluppo. Cioè, parliamoci chiari, il modello di sviluppo che abbiamo avuto per tutto il Novecento è finito, quindi stiamo costruendo un nuovo modello di sviluppo. Sicuramente per quanto riguarda l'energia avremo un sistema energetico, non un unico motore, perché per esempio il petrolio porta terrorismo, desertificazione dei territori, masse di persone che si spostano. Il gas significa dipendenza, ma significa anche addirittura ipotesi di guerra dove? In Europa. No? Il carbone. Il carbone, la Cina che fa? È uno dei continenti più inquinati del pianeta. Il solare, ma il solare costa troppo. L'eolico dobbiamo ragionarci un pochino e rivedere le macchine che producono energia, così come gli investimenti. Il geotermico, c'è un interessantissimo studio fatto dall'MIT, Massachusetts Institute of Technology, che stabilisce che usiamo l'1% nel pianeta, l'1% di geotermia. Ora, su una potenzialità che va dai 12.000 ai 13.000 zettajoule, cioè paperino, diciamo, no? Ecco, per non... questo che significa? Per esempio, con l'attuale tecnologia noi possiamo usare 2.000 paperino. No? Attenzione, il fabbisogno calcolato annuo nel pianeta è 0,5 paperino. Quindi che cosa dico? Dico che è venuto finalmente il tempo che si investa nella ricerca energetica a tutto spettro. Questo
lo devono fare, dice ma i soldi mancano. No, i soldi non mancano, perché le banche attraverso per esempio le loro fondazioni devono essere più presenti nel territorio, i politici devono essere un anello importante tra le ricerche che vengono fatte, e qui devo dire non tanto le ricerche nel chiuso delle università, ma le ricerche valide che riescono a interpretare le esigenze del mercato, no? E allora a questo punto si arriverà probabilmente ad un uso energetico di sistema che sarà diverso dall'un territorio dall'altro. Perché? Ma perché l'energia è territorio e misura. Su questi tre elementi fondamentali, energia, territorio e misura, cioè quanto io consumo, si baserà il nuovo modello di sviluppo. Si basa il nuovo modello di sviluppo. È così che stanno lavorando nelle università importanti del mondo occidentale, ma anche in India. Va bene, anche diciamo SMS ironici, ce n'era un altro che non so se ha visto, Presidente, qualcuno ha detto ma insomma per pagare meno le bollette basta organizzarsi, io ho comprato dell'energia all'asta e adesso pago il 25% in meno in impresa e anche a casa. Cosa vuol dire? Comprare energia all'asta? Probabilmente chi ha mandato questo messaggio fa riferimento a dei gruppi d'acquisto. Esistono, ci sono strutture organizzate che stanno andando in questa direzione. Francamente devo dire che il 25% mi pare un po' tanto, sarebbe interessante vedere anche i contratti che sono riusciti a spuntare, però bravi loro se l'hanno fatto. Certo. Allora, Goita, l'altra sera bisogna creare 2 milioni, andare a scaldarsi, lavarsi come una volta. Tanti SMS così anche divertenti che richiamano a tempi andati, ma a cui qualcuno dice si ritornerà, come dice Massimo Fini, insomma se andiamo avanti così torneremo, così stiamo tornando al Medioevo. Alla Mona abbiamo pagato il 30% in più di acqua, costa più dell'oro, grazie a Veritas non poteva farci miglior regalo. Ce n'era un altro, sempre da Bellunese per l'acqua, che diceva 1 metro cubo d'acqua, 2 bollette, ho pagato più del Brunello di Montalcino. No? Speriamo di no, perché aveva pagato un occhio della testa. Ancora Presidente, per tutti i veneti andiamo, indipendenti, coraggio, ma ecco la gente si chiede, ma può essere importante scegliere il gestore giusto, cioè perché ormai è un mercato liberalizzato, molti dicono no, era meglio prima, molti dicono invece ma adesso se non altro uno può fare delle scelte precise e scegliersi quello che ritiene più. Allora guardi, il mercato oggi offre, sono 200 le società che vendono in tutta Italia gas ed energia elettrica. Quindi insomma, se uno vuole si può guardare, si mette al computer o si informa e effettivamente ha la possibilità di andare a trovare anche come dire, la società, l'azienda che riesce a vestirlo meglio dal punto di vista del servizio. Io dico sempre, però facciamo attenzione a questa cosa, abbiamo dei grandi competitor, non facciamo i nomi perché sono più che conosciuti, sono storici, e poi abbiamo queste realtà che sono locali, che hanno la caratteristica di essere radicate nel territorio, che stanno bene, che erogano servizi alla pari e a volte superiori rispetto ai competitor nazionali e fanno anche risparmiare. Hanno la prerogativa di creare il rapporto con il cittadino, con il cliente, perché questi sono clienti per noi. Faccio il cito a Scotrade, abbiamo 19 uffici, 19 negozi sul territorio che sono aperti anche il sabato mattina, siamo stati i primi del Veneto ad aprire il sabato mattina mentre i competitor nazionali chiudevano e aprivano le linee telefoniche. Quindi anche il contatto umano, facciamo la differenza anche da questo punto di vista. La società radicata nel territorio riesce a risolvere i problemi rapidamente, la società che è radicata nel territorio non va a suonare i campanelli, non crea le difficoltà che vediamo tutti i giorni nei quotidiani locali dei grandi competitor che mandano gente, ragazzini, giovani dentro le famiglie, che vanno a cercare magari le persone più deboli e gli anziani e cercano di spuntare contratti.
Queste realtà locali stanno attente a questo tipo di rapporto, sono trasparenti, chiunque fa, i nostri clienti quando entrano da noi hanno la tabella comparativa a disposizione, possono controllare i prezzi che ci sono sul mercato in quel giorno e decidere se siamo convenienti o se devono andare da un'altra parte. Entrando un po' più nello specifico, oggi c'è il mercato tutelato, c'è il mercato libero. In verità il mercato libero è entrato già nel 2003, è diventato operativo, il consumatore italiano fa fatica a capire questa cosa, devo dire che fino a qualche mese fa quasi il 90% dei nostri clienti stava ancora nel mercato tutelato, negli ultimi mesi abbiamo visto scendere questa percentuale e oggi siamo intorno al 70% dei nostri clienti che entrano nel mercato libero. Perché? Perché conviene, perché si paga meno. Le società che vendono cercano di fidelizzare il cliente proponendo gas ed energia elettrica proprio per dare la possibilità di spuntare dei prezzi migliori. Poi oggi uno si può fare anche il contratto via web e per quanto riguarda Scotrade ad esempio si risparmiano oltre 100 euro all'anno per il fatto che uno si fa il contratto via web, quindi stessa capacità di erogare il servizio, velocità nel cambio del gestore che poi è a costo zero, non costa assolutamente nulla, e sia qualità, trasparenza e insisterei sulla qualità del servizio perché poi alla fine è una delle voci, uno dei motivi per cui tutti noi cambiano il fornitore è quando ci sono dei problemi con il fornitore. Senta, vedete, vogliamo dare una risposta a quella domanda, quanto incidono sulle bollette i costi dei CDA? Ma guarda, io lo dico con molta trasparenza, senza nessun problema, il sottoscritto guadagna 85.000 euro all'anno, lavora tutti i giorni come una qualsiasi persona seduta qui dentro, lordi, e i consiglieri di amministrazione di Escotrade guadagnano 20.000 euro all'anno, chi non ha cariche pubbliche ovviamente, questo è previsto dalla legge, per cui siamo delle persone che vanno a lavorare, che rendono conto all'azienda prima di tutto, e vorrei ricordare che Escotrade ha realizzato un bilancio storico nel 2013, 18 milioni di utili, la semestrale l'abbiamo chiusa con 10 milioni di utili, quindi crediamo di essere in grado di gestire e di aver organizzato l'azienda e di stare sul mercato in modo più che dignitoso. Non può esistere un piano energetico, visto che stanno regalando Eni, Enel eccetera, tra l'altro ripensavo agli anni dello scandalo dei petroli, è un terreno minato quello dell'energia, come si è visto anche in questi giorni con l'indagine a carico dell'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, ha indagato anche il veneziano Paolo Scaroni per una presunta maxi tangente in Nigeria legata a pozzi petroliferi. Sapete tutti dei brogli perpetrati ai danni dello Yes scozzese? Andare sui social network e rimarrete sconcertati, miserie politiche altro che fair play britannico, qui ovviamente il famoso referendum il 18 settembre scorso in cui ha vinto il no all'indipendenza, qui si parla appunto di brogli. Siamo un paese già fallito grazie alle teste vuote che ci governano, vorrei sapere dove pensano di impiegare tutti quei profughi, ancora uno dei temi ricorrenti a Focus è quello degli immigrati. Assessore, allora tornando però alle fonti, all'energia, cosa può fare una regione virtuosa come quella del Veneto, sappiamo qual è l'azione del Presidente Luca Zaia su tanti versanti proprio per ribadire la differenza tra il Veneto ed altre regioni più spendaccione, si può dire che è virtuosa anche nel settore dell'ambiente e dell'energia? Beh, innanzitutto dovrebbe approvare quel piano energetico che purtroppo da anni non viene approvato. Come mai? Ecco, diciamo... Forse perché ancora le competenze non sono chiare, perché effettivamente a livello nazionale comunque pesa quello che è il ruolo dello Stato nelle scelte poi energetiche, ma forse anche perché certe scelte nell'ambito di una pianificazione vanno a incidere in maniera notevole anche su quella che è una programmazione importante, ma è l'aspetto soprattutto autorizzativo e burocratico che incide in maniera notevole poi su ritardi che molto spesso vedono le imprese nel bisogno appunto di investire anche nell'aspetto di impianti energetici, di certi appunto sistemi che utilizzano le energie rinnovabili. Vediamo soprattutto per quanto riguarda l'idroelettrico, noi abbiamo una situazione purtroppo legata a norme statali
che arrivano ancora da Regi Decreti, e sicuramente l'impatto di una richiesta di una centrale idroelettrica vede un percorso che dura 2, 3, 4 anni. Quindi è questo che effettivamente sta mettendo anche in difficoltà quelli che possono essere potenziali investimenti che ricadrebbero poi sul territorio, anche vista quella che è una situazione di conflittualità che molto spesso anche questi impianti lo vedi in montagna, quando appunto soprattutto chi abita la montagna dice l'acqua è mia, giustamente c'è bisogno di un equilibrio, soprattutto perché molto spesso quello che è il ritorno economico di certi investimenti, che sono anche importanti, dovrebbero in parte ricadere sul territorio. Ma questo ce lo dimostra lo Stato che non ha la giusta attenzione, perché se noi guardiamo ad esempio il rinnovo di tutte le concessioni di Ene, Edison, delle grandi dighe, degli grandi impianti, che continuano a essere prorogate e non mettono invece in condizione le regioni di poter trattare con queste società che dovrebbero far ricadere parte di quell'utile, le famose royalty, sul territorio, questo potrebbe sicuramente dare un incentivo, ridurre magari i costi del servizio per i cittadini. E allora, al di là appunto che qualcuno dica che il federalismo è già fallito, io ritengo che il federalismo non è mai stato applicato perché non sono state permesse alle regioni di fare certe scelte, di avere certe, non dico poteri, ma la possibilità di confrontarsi col mondo anche e soprattutto di certi gestori, che dovrebbe in qualche maniera ricadere sul territorio. Poi c'è appunto l'aspetto della burocrazia, dell'impatto sul territorio, le difficoltà anche normative. Se a livello europeo si incentivano ad esempio le biomasse, poi vediamo cosa succede ad esempio nel Bellunese. Forti picchi, soprattutto d'inverno, dell'inquinamento dell'aria dovuto alle polveri sottili. Allora qua bisogna guardare anche sull'investimento delle nuove tecnologie, perché noi non possiamo avere la stufa a legne, la cucina economica che usava la nostra nonna, ma dobbiamo avere stufe che hanno sistemi di abbattimento dei fumi adeguati a quelli che sono i limiti di emissioni in atmosfera. E noi abbiamo imprese che stanno investendo su questo, abbiamo ditte venete che hanno questa potenzialità, vendono all'estero e non vendono qui in Italia. Allora è su questo che noi dobbiamo fare una politica di incentivazione. Io cercherò di farlo con un bando dove tenterò di dare appunto un contributo a quello che è una rottamazione di certe stufe che sicuramente hanno un impatto forte sull'inquinamento dell'aria, ma sono piccole azioni che forse sono appunto limitate nel tempo, hanno un effetto appunto limitato, ma dobbiamo invece guardare a un sistema strutturale. Su questo sicuramente il ruolo delle regioni è importante, un ruolo che riguarda ad esempio un bacino, quello padano, della pianura padana, che ha una certa conformazione anche morfologica, che presenta certe concentrazioni sia industriali sia di trasporto, di impatto ad esempio sull'inquinamento dell'aria, e una politica interregionale di più regioni anche nei confronti di un rapporto diretto con l'Europa può appunto mettere in atto anche azioni di un certo tipo e guardare anche a normative che molto spesso rispetto a quello che è l'ipotetico impatto hanno l'effetto opposto. Quindi sicuramente il ruolo delle regioni è importante anche come indirizzo a livello normativo che dall'Europa e allo Stato devono guardare con attenzione, perché poi è un territorio diverso uno dall'altro. Ci sono realtà che possono appunto recepire certe situazioni, possono appunto essere interessati da certi tipi di impianto rispetto a altri che invece sotto l'aspetto della concentrazione urbanistica, della morfologia del territorio presentano certe difficoltà. Si parlava prima di estrazione del gas. Noi abbiamo una situazione particolare che è quella del Polesine. Noi abbiamo visto cosa è successo con le estrazioni di qualche decennio fa,
dove poi la subsidenza c'è un rischio, quindi anche qua magari sulla fascia pedemontana è più facile andarlo a gestire, ma noi come regione dobbiamo stare attenti proprio a quell'equilibrio poi ambientale e di impatto che possono avere certi tipi di attività estrattive in particolare. E infatti ci sono state anche polemiche tra Veneto e Croazia sulle trivellazioni in Adriatico, certo. no? Perché anche quello rappresenta un rischio. Allora, per riuscire a vivere dovrò vendere gli organi, speriamo di no, la invitiamo a cercare altre strade, però anche questo sentiamo in tempi di recessione. State con noi perché torniamo tra pochissimi istanti dopo la pubblicità, parliamo ancora di bollette, di energia, di ambiente, di territorio, ma soprattutto dei costi che gravano sulle famiglie e sulle imprese. A tra pochissimo, grazie.